testa di scarma, la scimmia si rialza. Namaste. Paolo Zanatta e Laura Dalla Montà trionfano alla festa del cross di Nove. Sono loro i nuovi campioni veneti assoluti di corsa campestre. Hanno vinto il titolo sul veloce tracciato predisposto dall'Atletica Marostica Vimar nella zona golenale del fiume Brenta, che ha chiuso la stagione regionale sui prati. Zanatta ha dominato la gara maschile facendo corsa a sé sin dai primi metri, secondo Lucio Sacchet, terzo Simone Gobbo, rispettivamente a 45 e 54 secondi dal vincitore, a dimostrazione di una gara senza storia. Sono molto contento, io sono venuto qui oggi perché volevo fare un test di efficienza, infatti non ho guardato tanto i miei compagni di gara perché volevo provare appunto a vedere la mia condizione com'era a 2 settimane dai campionati italiani. Sono molto contento e questa vittoria la dedico al ragazzo che è scomparso pochi giorni fa, che oggi doveva essere qui in gara, e la dedico a lui. Ai piedi del podio Alberto Rec della Silca Ultralight, cui è andato il titolo Promesse. Diciamo che mi hanno staccato all'inizio, Paolo era un mio compagno di allenamento, quindi so i suoi livelli, insomma so anche quelli di Simone Gobbo, il terzo classificato, non pensavo neanche di arrivarli così vicino, quindi sono veramente soddisfatto. Ho fatto la mia gara, ho stretto i denti dal secondo chilometro, ma sono contento sul serio. A Gubbio? A Gubbio gareggerò sia con la staffetta della mia società, la Silca Ultralight, e anche come individuale, e soprattutto nella staffetta so che potremo fare bene. Laura Dalla Montà di Assindustria Sport Padova si è imposta su Rebecca Lonedo di Atletica Vicentina al termine di una gara incerta, soprattutto nella prima parte, che ha confermato la supremazia delle due atlete che meglio si erano comportate durante la stagione. Alla Lonedo il titolo regionale Promesse, terza Gloria Tessaro. Come si è visto nella gara, all'inizio non stavo tanto bene, continuavo a fare tira e molla perché non avevo delle grandi sensazioni. All'ultimo giro mi sono ritrovata attaccata alla prima e allora ho detto o attacco adesso o non attacco più. E alla fine è andata bene, in realtà all'ultimo giro mi sentivo proprio con le gambe che giravano. Quindi bene, non me l'aspettavo perché sì, non vengo da una stagione bellissima, però insomma va bene così. Stavo bene, ero in forma e speravo anche di vincere il titolo assoluto, però l'ultimo giro è stato un po' critico perché avendo fatto la gara quasi sempre da sola non avevo molti riferimenti e quindi psicologicamente sono un po' crollata, però sono comunque contenta e spero di preparare bene anche i campionati italiani a Gubbio. Titoli juniores a Massimo Guerra di Atletica Vicentina e all'azzurrina Francesca Tommasi dell'Atletica insieme New Foods Verona. Sesta assoluta in una gara condivisa con gli allievi dove sul gradino più alto del podio è salito Marco Fontana Granotto. Inizio di stagione è andato molto bene, sono partito subito vincendo la prima gara regionale e poi ho vinto anche le altre due e sono arrivato qui oggi pensando di far bene, speravo di far bene e ho dato tutto anche oggi e sono riuscito a vincere il titolo regionale. Beh, la stagione di cross è andata bene, ho iniziato a novembre con le selezioni per gli europei di cross, poi ho fatto gli europei di cross e 3 cross regionali. Non ero iniziata tanto bene questa stagione perché la stagione scorsa avevo avuto 2 microfratture al piede e uno strappo allo psoas, quindi è stata fino ad ottobre io non stavo ancora correndo decentemente. Poi io e il mio allenatore abbiamo deciso di provare a fare le selezioni e sono andata bene. È stata una gara molto combattuta fino agli ultimi metri, ma sono riuscito con una volata a battere Simone Masetto che era il secondo. Hai fatto poi anche il cross di Pescantina, com'è andata in quell'occasione? Bene, ho vinto anche lì, però questa gara è stata un po' più difficile perché gli altri erano più in forma e quindi sono felice di averla vinta. Margherita Mescolotto della Firex Belluno si è aggiudicata con ampio margine la gara allieve. Ecco le sue parole al traguardo. Ho fatto le altre 2 campestri regionali, ho fatto quella Galliera Veneta a Vittorio Veneto e mi sono preparata per i regionali e sì, devo dire che è stato molto bello. Il percorso mi sono trovata bene,
e si correva molto bene, correvo anche sciolta e ora mi sto preparando per Gubbio sperando di fare bene. Doppio titolo di società per l'Atletica Vicentina, prima nella classifica combinata del campionato regionale sia con gli uomini con l'assegnazione del trofeo Città di Nove che con le donne con il trofeo Banca di San Giorgio Quinto Valle Agno. Tra i master, titolo ai veneziani dell'Atletica Biotecna Marcon e alle trevigiane dell'Atletica San Biagio. Trento ha poi vinto il trofeo delle province di cross, precedendo 6 rappresentative del Veneto. Nella categoria cadetti spuntano i nomi dei neocampioni regionali Beailu Roveri dell'Atletica Mogliano e di Diletta Moressa della Coin Venezia. Fra i ragazzi, titolo a Davide Compagno e a Emily Faccin. Quest'anno è stato al di sopra di tutte le mie aspettative, è iniziato subito bene e è finito appunto oggi alla migliore dei modi. Senti, invece tu da dove vieni e come è iniziata la tua avventura nell'atletica? Vengo dalla provincia di Venezia e ho iniziato qualche anno fa a fare atletica e sono molto contenta di aver iniziato. Il cross sta andando alla grande, dove però ti vorresti specializzare? Mi piacerebbe tanto specializzarmi in maratona perché credo che sia davvero una bella specialità. Dal punto di vista organizzativo, i complimenti del Comitato Regionale Tutto vanno all'Atletica Marostica Vimar e al suo pool di volontari. Qui c'è un connubio eccezionale tra società, persone, territorio, amministrazioni e quindi qui ci sono delle basi solidissime, bisogna fare i complimenti su tutti e per tutti a Luigi Segala, il presidente della Vimar Marostica, che da alcuni anni è fortemente impegnato per questo evento. Poi naturalmente qui sono stati ospitati i campionati italiani qualche anno fa, c'è tradizione, c'è voglia e ci sono gli ingredienti giusti, quindi un grande applauso a questi organizzatori che permettono poi all'Atletica Veneta nel suo insieme di svolgere al meglio il proprio compito. Sulla spinta anche del Comune di Nove si è affiancato Cartigliano, poi Bassano e Marostica. Questo cross dei 4 comuni che vuole proprio suggellare quello che è molto difficile ottenere in altre realtà, in altre situazioni. 4 comuni insieme per mettere assieme soprattutto le sinergie, magari anche economiche, ma soprattutto di mezzi. Ora si tratterà di portare avanti appunto il progetto stesso, che prevede che ogni anno la manifestazione si sposti in uno dei 4 comuni in maniera itinerante in una location individuata dai comuni stessi. A Nove è stato inoltre osservato un minuto di silenzio in memoria di Sebastiano Bortolin, il 18enne atleta trevigiano dell'ANA Atletica Feltre scomparso in un incidente stradale venerdì sera. Era tra gli iscritti del cross di Nove, ma il destino ha voluto diversamente.